Parte forte la raccolta firme dei sindacati per le case di riposo. I sindacati chiedono anche le dimissioni del CDA. Peserico smentisce tutte le voci sulle sue dimissioni, chiede al sindaco di nominare i nuovi membri del CDA. Caso Baxi Pengo, per i bassanesi è necessario salvaguardare il lavoro e campagna usando capannoni vuoti. Luca Rebellato vara la squadra, Zaminato sarà vice sindaco, assessori a Carlesso, Marini e Pesavento. Migliaia di persone in pellegrinaggio fra boschi e prati di Asiago per la grande erogazione. Auto finisce fuori strada, si ribalta a Pieve del Grappa, 3 persone rimangono ferite. Sfreccia i 60 all'ora sulla bicicletta elettrica modificata, fermato e subito multato. Scooter contro un'auto, un quindicenne rimane ferito in modo grave nell'ennesimo incidente stradale dell'Alta Padovana. Grande festa allo stadio Mercante per il settore giovanile giallorosso, centinaia di ragazzi presenti. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo questo nostro telegiornale con la situazione delle case di riposo bassanesi. I sindacati hanno fatto partire oggi una raccolta di firme, ma non è tutto. Sentiamo il servizio. Oltre 200 firme raccolte stamattina sotto la pioggia per chiedere tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche degli anziani ospiti delle case di riposo comunali ISAC di Bassano. Una mobilitazione promossa e portata avanti dalle sigle sindacali unitarie CGIL, CISL e UIL, che ha visto schierarsi in maniera forte, netta e decisa la popolazione e anche la politica trasversalmente. L'obiettivo resta anche quello di fermare la volontà di depubblicizzare l'ente. La popolazione è molto preoccupata per queste volontà che non hanno storia. Questo è un ente che appartiene alla città di Bassano, abbiamo già detto, dal 1800 appartiene alla città di Bassano e così vogliamo e vogliono che restino. Quindi c'è molta preoccupazione attorno a questo, c'è preoccupazione sui servizi. Una mattinata caratterizzata, oltre che dalla grande affluenza al banchetto di raccolta firme, anche da un'indiscrezione riguardo presunte dimissioni di Clemente Peserico, presidente del CDA ISAC, dimissioni che invece il diretto interessato ha smentito ai nostri microfoni e dopo le smentite sono arrivate puntuali le piccate reazioni dei sindacati. Siamo veramente abituati a questo genere di esternazioni che poi non corrispondono mai ai fatti, non è una novità per noi. Noi andremo avanti su questa strada. Siamo qui, abbiamo raccolto più di 200 firme oggi e le stiamo raccogliendo anche in altri posti e quindi noi andremo avanti. Nel momento in cui noi avremo le firme che ci servono, dopo le consegneremo e ognuno si prenderà la responsabilità, anche il dottor Peserico. Atto di responsabilità che non è arrivato, ci stiamo ancora domandando perché rimane lì, è sfiduciato da noi, adesso sarà sfiduciato dai cittadini, è sfiduciato dalla maggioranza e dalla minoranza. Allora ci dobbiamo chiedere perché vuole rimanere e continuare a distruggere questa casa di riposo? Mattinata convulsa, avete sentito, si rincorrevano le notizie riguardanti le presunte dimissioni imminenti del presidente del CDA Clemente Peserico e noi siamo andati a parlare con il presidente. Sentite cosa ci ha detto. Clemente Peserico non lascia. Il presidente del CDA dell'ISAC smentisce tutte le voci sulle sue imminenti dimissioni e per dimostrare che non ne ha neppure l'intenzione rivela che cosa ha chiesto al sindaco Elena Pavan. Abbiamo chiesto, proprio rinnovato l'invito al sindaco, di nominare i due consiglieri che devono essere cooptati, proprio per avere un consiglio di amministrazione pieno delle sue funzioni e portare avanti la progettualità che abbiamo in mente. Abbiamo fretta, io ho già detto che il 2023 è un anno di svolta e sarà un anno molto pesante. Abbiamo bisogno di lanciare questa nuova progettualità, abbiamo bisogno di tutte le forze in campo, dai sindacati all'amministrazione. Peserico e il CDA rimanente non lasciano, anzi raddoppiano o almeno rilanciano i progetti in ballo. Per il momento stiamo ben pensando alla progettualità futura, anzi abbiamo intenzione di indire proprio un tavolo tecnico nel quale invitare l'amministrazione comunale, i rappresentanti dei familiari e i sindacati proprio per parlare di futuro dell'ente in questa veste, in questa visione. Nello specifico, ecco cosa ha nel mirino il CDA dell'ISAC. Per noi, come impegno del CDA, è quello di cercare di creare i presupposti per fare questa nuova ala che dovrebbe ospitare 120 nuovi posti letto. Proprio in visione del fatto che non sembra che l'amministrazione comunale voglia continuare a mantenere Villa Serena dal punto di vista casa di riposo,
come aveva già dichiarato il vice sindaco, che la ritiene inadeguata nei tempi, non inadeguata per fare la casa di riposo in sé. Bene, questa è una prima cosa e insieme a questa cosa io voglio anche discutere di come combattere il tasso di assenze. L'altro tema che tiene un po' in ansia Bassano è quello del domino fra Baxi, Pengo, che coinvolge anche l'area di San Lazzaro. Siamo andati a sentire che cosa ne pensano i bassanesi. Penso che prima di fare nuovi capannoni forse dovrebbero essere sfruttati quelli che sono chiusi, probabilmente, però aspetta a chi comanda a decidere, giusto? Purtroppo abbiamo bisogno tutti di lavorare, ma abbiamo anche tanto bisogno di preservare la natura. Ma se si può utilizzare qualcosa che è dismesso, ben venga. Io sono più per questa soluzione che andare a mettere mano a un'area verde, sicuramente. Perciò credo che sia la soluzione migliore, utilizzare, perché ci sono tanti capannoni effettivamente vuoti, magari dare dei contributi per sistemarli, ricevere dei contributi per sistemarli e riutilizzarli, quello sì, senz'altro. Sono sempre d'accordo nel compromesso, non c'è mai un estremo su queste cose qua. Il compromesso è indispensabile perché sono importanti i posti di lavoro, perché l'economia locale è importante, ma è importante anche la salvaguardia dell'ambiente. Basta vedere cosa è accaduto recentemente in Emilia-Romagna. Quindi il compromesso è sempre la cosa essenziale. Dal mio punto di vista è fondamentale trovare un compromesso. Credo che sia fondamentale tutelare le aree verdi perché ci sono molti impianti anche dismessi che potrebbero essere assolutamente ripristinati e pertanto io voterei per il verde assolutamente. Si torna a parlare quindi di un ruolo sempre importantissimo da parte della politica e a proposito di politica, Luca Rebellato, nuovo sindaco di Nove, ha già varato la sua squadra. Finalmente siamo riusciti a trovare una quadra per quanto riguarda la nostra squadra. Era già prevista la condivisione tra i due gruppi per due assessori a testa e quindi adesso ci sono i nomi. Luca Rebellato non perde tempo. Il nuovo sindaco di Nove ha già varato la squadra e la settimana prossima darà il via ufficialmente al suo mandato con il primo consiglio comunale. Gli assessori saranno Zeu Di Marini e Anna Pesavento, Marco Carlesso per la quota Lega e Remo Zaminato per la quota Fratelli d'Italia. Ecco come verrà suddiviso il lavoro di squadra. Sicuramente sulla base della loro esperienza personale e professionale. Nel caso specifico la Marini, quindi Zeudi, seguirà il sociale, visto che proviene da questa tipologia di esperienza, che la sua attività è comunque nell'ambito del sociale. Remo seguirà invece lo sport, seguirà alcuni rami legati a queste attività. Carlesso seguirà un po' le manutenzioni, tutto quello che è un po' la vita delle associazioni, mentre per quanto riguarda l'Anna il ruolo che le abbiamo dato è legato alla gestione del museo. La macchina è in moto, ognuno al proprio posto, quindi si parte. Si parte coinvolgendo comunque tutta la squadra, perché a tutta la squadra verranno date delle deleghe ed in particolare mi rimane a cuore la posizione di Walter Marcon, che è stato, diciamo, il nostro Deus Machina, al quale riserveremo una sorpresa. Cambiamo argomento, entriamo nella pagina della cronaca, parliamo di morti sul lavoro. Il caso di Andrea Soligo, 25 anni di Tezze, morto l'anno scorso, ha portato sindacati e autorità a parlare proprio della sicurezza sui posti di lavoro. Morti, incidenti, infortuni sul lavoro, il Veneto registra numeri inquietanti e proprio dal decesso dell'operaio 25enne di Tezze sul Brenta, Andrea Soligo, avvenuto il 5 gennaio 2022, che perse la vita cadendo da una scala mentre cambiava un neon, per cui è stata aperta un'inchiesta giudiziaria archiviata in tutta fretta, la CUB, Confederazione Unitaria di Base, ha organizzato un incontro per fare il punto su quella che è stata definita una guerra silenziosa strisciante. I lavoratori dovrebbero essere consapevoli di quello che fanno perché adeguatamente istruiti.
Spesso constatiamo che le norme sulla sicurezza sono consegnate su carta ai lavoratori che le firmano senza spesso leggerle. Questo non è avere a cuore la sicurezza dei lavoratori, ma è il viatico alla strage che stiamo vivendo in questi anni. In prima linea i genitori di Andrea Soligo, che ha lasciato una moglie e 2 bambini in tenera età. Loro non si arrendono alla decisione del Tribunale. Giustizia non abbiamo avuta. Abbiamo provato tante volte col Tribunale di Vicenza e ce l'hanno sempre rifiutato. Adesso basta, cerchiamo ancora e noi vogliamo la verità. Quella di Andrea è una delle 1090 morti sul lavoro. Una vergogna per un paese definito civile, dicono i rappresentanti sindacali e i legali che seguono la vicenda dell'operaio Tedaroto. Abbiamo intenzione, io e il collega Bonazzi, di presentare una nuova istanza per la riapertura, perché ci sono elementi che in maniera inconfutabile portano a una certa direzione. La moglie di Soligo, dopo la prima archiviazione del caso, ha chiesto giustizia e verità rivolgendosi alle massime istituzioni, ma anche in questo caso purtroppo c'è tanto silenzio. Con i miei legali abbiamo scritto delle lettere al Presidente Giorgia Meloni, al Presidente della Repubblica Mattarella, al Procuratore Capo di Vicenza Bruno e al Dottor Nordio. Ad oggi però non abbiamo avuto alcuna risposta e questo silenzio da istituzioni così importanti fa ancora più riflettere. Brutto incidente a Pieve del Grappa, un'auto si ribalta, vediamo. Momenti di paura per una famiglia residente a Loria. L'auto su cui viaggiavano a causa dell'asfalto bagnato è uscita di strada ed è carambolata nel fossato a lato della carreggiata in via 24 maggio a Pieve del Grappa, finendo ruote all'aria. In un primo momento si è temuto il peggio ed è stato allertato anche l'elisoccorso, intervento successivamente annullato dato che quando i sanitari del SUEM sono arrivati i 3, nonostante le ferite riportate, erano riusciti a uscire dall'abitacolo. Sono stati condotti all'ospedale di Castelfranco per le cure. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Cambiamo ancora argomento. Oggi è la giornata mondiale delle api. Il comune di Bassano invita i cittadini ad adottare un alveare. Oggi giornata mondiale dell'ape. Assessore, c'è un'iniziativa che state promuovendo proprio per coinvolgere sempre più la cittadinanza alla tutela delle api. Sì, dal 2020 Bassano è città amica delle api, abbiamo fatto tutta una serie di iniziative, tra cui appunto l'apiario didattico qui al Monte Crocetta, e oggi, insomma, festeggiando la giornata mondiale delle api, ci sono in programma tutta una serie di iniziative a partire da oggi pomeriggio in Piazza Libertà fino a domani tutto il giorno, con la consegna degli attestati dei corsi che abbiamo promosso per apicoltori base. Per oggi, essendo la giornata mondiale delle api, volevamo anche lasciare un segno in questa giornata e, insomma, Vanessa, io, te e Nicola da oggi abbiamo adottato un'arnia e l'abbiamo adottata assieme, quindi i prodotti di quell'arnia saranno, insomma, per noi. Cosa vuol dire, consigliere Schirato, adottare un alveare? Che significato ha? Semplicemente i cittadini, chi volessero veramente contribuire alla vita di questi alveari, di queste nostre arnie, possono farlo recandosi naturalmente, rivolgendosi agli apicoltori del gruppo di Marostica, e con questi loro contribuiranno veramente a manutentare e dar da mangiare alle nostre amiche api. Ecco, e il prodotto finale, il miele, che io lo chiamo l'oro giallo per noi salutare, ecco, verrà dato a chi avrà adottato un'arnia. Ci spostiamo in altopiano per vedere la grande erogazione. Migliaia in cammino con la pioggia e con il sole fra boschi e prati fioriti di Tarassaco dell'altopiano dei 7 comuni. È la grande erogazione di Asiago che da secoli porta ogni anno le genti altopianesi a rinsaldare il rapporto con la divinità e con la comunità nel nome di una scampata pestilenza del XVII secolo. Le erogazioni infatti erano un tempo diffuse in tutto il Veneto ed erano un retaggio dell'antichità per chiedere buoni raccolti, attirando la protezione divina sull'acqua, sul lavoro dell'uomo e sui frutti della terra. Ad Asiago queste richieste, appunto rogazioni, sono diventate un appuntamento imperdibile per la gente di tutto il comprensorio che questa mattina si è svegliato prima dell'alba per la partenza del Duomo cittadino. Il percorso di oltre 30 km porterà migliaia di giovani anziani, uomini e donne a camminare per 13 ore fra prati fioriti e boschi dell'area parrocchiale di Asiago, dal centro storico al Lazzaretto, dal Caberlaba a Canove, a Camporovere sul Monte B, fra canti e preghiere, momenti di liturgia e altri dedicati alla convivialità, con l'antica tradizione dello scambio di uova decorate fra promessi sposi.
Fazzoletti rossi al collo, lo stendardo in prima fila, gambe buone e un senso incrollabile di comunità trasformano la grande erogazione in una parentesi fuori dal tempo che assorbe l'intera attività di Asiago e dintorni. Ma attenzione, non è una scampagnata, neppure un trekking o una passeggiata di salute. È l'uomo che guarda il sacro attraverso la natura e il suo prossimo, ancora e ancora. Restiamo in altopiano perché sono stati completati i lavori al depuratore di Asiago. Si sono conclusi finalmente gli interventi sul depuratore di Asiago, iniziati nell'agosto del 2021 e soggetti ad alcuni ritardi dovuti alla pandemia. Lavori per oltre 800.000 euro finanziati da ETRA con i fondi del bacino Brenta, che hanno permesso di adeguarlo alle nuove normative per lo scarico al suolo, ottimizzando i processi e diminuendo allo stesso tempo l'impatto ambientale. Soddisfatto l'assessore ai lavori pubblici di Asiago Franco Sella, che mette l'accento sul concreto impegno del comune per la salvaguardia del territorio. Ora ci spostiamo a Mussolente, dove è stato inaugurato un cippo dedicato alla memoria di Giorgio Perlasca. Vorrei che la mia storia venisse ricordata dai giovani affinché, sapendo quello che è successo, sappiano anche opporsi a violenze del genere, qualora dovessero ripetersi. Queste le parole di Giorgio Perlasca, giusto tra le nazioni, scritte sul cippo a lui dedicato, posizionato nel cortile della scuola media di Mussolente. Un messaggio rivolto soprattutto a studenti e studentesse che ogni giorno frequentano l'istituto perché facciano tesoro di quanto compì nei terribili giorni di guerra Perlasca, riuscendo a salvare contro la dittatura nazifascista della morte migliaia di persone che sarebbero state sterminate senza il suo intervento. Un appello a scegliere, un appello a mettersi in gioco sempre nella difesa dei diritti di tutte e tutti, a combattere per ideali di libertà, di pace, rispetto e uguaglianza, lanciato dal figlio Franco. Giorgio Perlasca è stato un giusto, mio padre è stato un giusto proprio per quello che ha fatto, non si è voltato dall'altra parte, si è inventato un ruolo non suo, diplomatico spagnolo, lui che non era né diplomatico né spagnolo, e ha salvato da morte sicura in questa maniera almeno 5.200 ungheresi di religione ebraica. Le storie come quelle di Perlasca, ma come quelle di tante altre persone, stanno proprio a dimostrare questo, che qualsiasi di noi, se vuole, qualcosa può fare per opporsi al male. Basta che abbia la voglia, la pazienza, il tempo di non voltarsi dall'altra parte e di non far finta di non vedere quello che sta avvenendo. Domani in centro a Bassano una giornata dedicata ai più giovani. Torna a Bassano del Grappa la città dei ragazzi, ma ridimensionata. A causa delle stringenti direttive per le manifestazioni pubbliche del Ministero dell'Interno, nasce quest'anno la prima giornata del fare e del giocare Ragazzi in Corte, nella Piazza dei Bambini della Fondazione Pirani Cremona. Questa domenica bambini e ragazzi fino ai 10 anni potranno sperimentare tutta la loro creatività, con laboratori artistici, di manualità, giochi e tanto altro. Un'occasione per ripristinare almeno in parte la manifestazione che fino al 2019 ha visto associazioni, volontari e scuole compartecipi nella promozione dei diritti dei suoi più piccoli cittadini. Giornata dedicata ai più giovani, anche quella di oggi allo Stadio Mercante. Vediamo. La pioggia bagna l'erba verde del Mercante, ma a crescere è il settore giovanile giallorosso. Un grande abbraccio, quello delle famiglie del Bassano, anzi della famiglia. Eh sì, perché bambini, giovani, staff, allenatori e dirigenti hanno voluto stringersi attorno al cuore giallorosso, alla cantera, al futuro che è già il presente della società. Una stagione ricca di soddisfazioni che ha meritato di essere celebrata con una passerella bagnata ma ugualmente emozionante al Mercante, che mai, come in questo caso, è diventato un vero teatro dei sogni. Siamo cresciuti sotto tutti gli aspetti, nel senso, al di là della quantità che è importante, ma siamo cresciuti sotto l'aspetto educativo, tecnico. Traguardi sportivi che aprono le porte a un futuro di grandi speranze, con i 3 campionati vinti da juniores, allievi e giovanissimi regionali, ma anche con la crescita del settore femminile. La vittoria è frutto di un grandissimo lavoro da parte di tutto lo staff, mister, ragazzi e quindi vittoria su tutti i fronti, ragazzi che crescono. E così,
tra il commosso ricordo a Gian Antonio Bertoncello, il giusto riconoscimento a Fabio Campagnolo e la standing ovation ai piccoli grandi protagonisti giallorossi, va in archivio una stagione che traccia già la strada da seguire per nuovi successi, nuovi sorrisi e nuovi sogni. Vediamo tutte le altre notizie del territorio. Fermato a Schio dalla polizia locale, in sella una bici elettrica truccata che raggiungeva i 60 km/h. Protagonista un ventenne del posto che era stato notato sfrecciare in città in sella alla sua 2 ruote modificata. Veicolo sequestrato e ciclista sottoposto a una sfilza di sanzioni. Gestione coordinata del turismo per la destinazione altopiano di Asiago e dei 7 comuni. Se ne parla lunedì prossimo alle 20:45 nella sala Reggenza dell'Unione Montana in un incontro rivolto a tutti gli operatori economici altopianesi. La Proloco di Lusiana Conco cerca operatori per i punti di informazione attivi l'ormai prossima estate. Gli interessati potranno inviare la propria candidatura al sito dell'ufficio turistico del comune entro il 31 maggio. Un ragazzino è rimasto ferito in un incidente avvenuto a Campo San Piero. Vediamo il servizio. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata agghiacciante. Lo scooter disintegrato, un ragazzo giovanissimo, 15 anni, immobile a terra sull'asfalto. Sono stati attimi di dramma, quelli vissuti a Campo San Piero, dove ieri sera, intorno alle 20 in via Puccini, uno scooter condotto da un adolescente di Campodarsego si è scontrato con una BMW che alla guida aveva un cittadino romeno di 61 anni, da tempo residente a Campo San Piero. Sul posto si sono precipitati i soccorsi. I sanitari del SUEM 118 hanno trasferito il ragazzo, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, nel vicino ospedale dove è ricoverato con fratture multiple ma non in pericolo di vita. Sull'incidente sta indagando la polizia locale della Federazione. I 2 veicoli sono stati sottoposti a sequestro. Negativo all'alcol test il conducente dell'auto. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che questa sera alle 21:15 circa vi proporremo la sfilata Irigem Beauty Il Sogno con i lavori di beauty look per la sposa e gli invitati ideati dagli allievi della scuola Irigem settore benessere. Domani alle 15:40 e alle 21:15 invece riproporremo a grande richiesta la sfilata degli alpini della Dunata di Udine con lo sfilamento delle penne nere del Veneto, uno spettacolo davvero imperdibile per chi vuole vedere e rivedere ancora una volta i nostri alpini. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata, vi lasciamo al meteo.